Bentornati e bentrovati a Storie. Dopo l'epoca dei filosofi della Ionia che cercavano di spiegare la natura cercando l'arché, il principio che domina tutto, dopo l'epoca dei filosofi dell'essere che cercavano di spiegare perché le cose sono e cosa vuol dire che esse sono, arriva una generazione di filosofi che si occupa della natura non dal punto di vista in qualche modo esistenziale, ma dal punto di vista scientifico. Filosofi che osservano, che guardano e che osservando e guardando imparano e arrivano a definire che la realtà sia una, che la realtà in qualche modo sia tutta connessa, che non esiste una realtà in balia di se stessa, non esiste una realtà che possa essere un'isola. Ecco, sulla scorta di questo pensiero abbiamo raccontato questa settimana anche abbastanza diffusamente il pensiero di Anassagora di Clazomene, il filosofo che arriva ad Atene e rivoluziona praticamente la vita della città. Pensate che ad Atene si credeva ancora che il sole fosse una divinità e Anassagora smonta questo tipo di credenza. Lo fa in maniera molto intelligente, anche molto interessante, simpatica, no? Ma soprattutto lo fa codificando un metodo. Anassagora dice: ci sono dei sensi e i sensi percepiscono delle cose. Noi abbiamo delle percezioni, il nostro cervello, la nostra mente percepisce delle cose e noi iniziamo a conoscere ogni volta che permettiamo alle cose di essere percepite. La memoria, secondo momento per Anassagora, è quando queste percezioni si sedimentano. Una volta posso accorgermi che una mela lasciata nel vuoto cade, 2 volte posso rendermene conto, ma forse la terza volta comincio a pensare: perché quella mela che casca nel vuoto cade? La memoria, il ripetersi degli eventi, favorisce la capacità di riflessione. E allora c'è un terzo momento per Anassagora, che è il momento dell'intelletto. L'intelletto, il nous, rielabora le cose che la memoria e i sensi hanno intuito e comincia a dare delle risposte, comincia a dare delle risposte concrete. La filosofia è la scienza del nous, la scienza che usando la ragione comincia a spiegare perché c'è la realtà, perché ci sono le cose. Ma Anassagora dice: questo non basta, perché noi possiamo capire delle cose, le possiamo sperimentare, possiamo vederle, ma a un certo punto abbiamo bisogno di far diventare quello che abbiamo imparato l'ipotesi con cui entriamo nella vita. Dice Anassagora che l'uomo è intelligente perché ha le mani, perché attraverso le mani può verificare se le cose che pensa sono vere oppure no. Io posso pensare che quella cosa sia morbida, posso esserne convinto dalla vista, ma solo con le mani potrò capire se è vero o no. Ecco, per Anassagora non esiste una divisione fra la speculazione e l'agire, non esiste una divisione fra il pensare e il fare, ma il fare porta a compimento il pensare, e un pensare senza fare è un pensare incompleto, così come un fare senza pensare è un fare fino a se stesso. Questi sono i filosofi pluralisti, i filosofi naturalisti, i filosofi che cercano di spiegarci attraverso un metodo che assomiglia molto al metodo scientifico che poi verrà utilizzato secoli dopo anche da Galileo Galilei, come le cose nascono, come le cose sono. Arrivano a intuire qualcosa, però brancolano nel buio. C'è bisogno di un passo in più, il passo che farà Democrito, il filosofo di cui vi racconteremo la prossima settimana.